Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Grande festa a Pordenone per il bronzo conquistato ieri da Mirko Zanni nel sollevamento pesi categoria 67 kg. Il friulano ha alzato 177 kg nel finale, conquistando il terzo posto e dedicando la medaglia al nonno scomparso. Una gioia condivisa dalla pesistica Pordenone, dove l'atleta dell'esercito è cresciuto e si è allenato fino a poco prima della partenza per Tokyo. Ecco cosa dicono di lui i suoi allenatori. Siamo alla pesistica Pordenone in compagnia di Dino Marcuz, l'anima della pesistica, l'allenatore di tanti campioni che sono andati alle Olimpiadi. Ha iniziato a seguire anche i primi passi di Mirko Zanni, che ieri ha conquistato uno splendido bronzo a Tokyo. Insomma, com'era il piccolo Mirko? I primi vagiti con il bilanciere, era un ragazzino già che aveva fatto esperienze sportive, perché ha fatto un po' di tutto lui, no? È sempre talentuoso anche negli altri sport. L'ultimo di questi è la pallavolo, però non abbastanza alto per poter esprimere le sue potenzialità. Di conseguenza il papà ha deciso di provare anche questa avventura, visto che anche il papà bazzicava in questo ambito, no? E si è rivelato subito talentuoso, perché non gli mancava niente. In primis anche la determinazione, la capacità di volere, di crearsi degli obiettivi, anche un po' di sogno, perché ci vuole anche quello, un po' di follia ci vuole, altrimenti non si arriva dove non si pensa di arrivare. E il percorso poi è stato non semplice, ma comunque impegnativo, perché doveva trovare il tempo per la scuola, il tempo per gli allenamenti, di conseguenza approfittare delle festività, delle domeniche, delle Pasqua, del Natale, per potersi allenare e incrementare il lavoro praticamente. Lui è legato a molte cose, come con il nonno. Finita la gara, ha conquistato il terzo posto, lui ha alzato il dito e ha fatto così, e lì sicuramente perché lui sente l'energia esterna, e anche quella del nonno che non c'è più, per lui gli dà un'ulteriore energia. Che emozione è stata, insomma, vedergli il bronzo al collo, poi l'avete seguito tutti insieme anche con i genitori? Sì. Io lo dico la verità, frastornato. Sa che quasi non mi rendo ancora conto, né a livello di gioia né a livello di stupore. Sono ancora in una situazione di limbo, insomma, ecco, devo dirlo proprio. Insomma, genitori e la nonna in modo particolare ieri hanno fatto festa. Sì, certo, c'erano un po' diverse persone qua, insomma, ecco. La nonna è un caposaldo della situazione, la mamma molto attaccata al Mirko, insomma, il papà è un po' più riservato, ma però ieri l'ho visto molto emozionato, molto teso, insomma. Da qui sono usciti tanti campioni, tanti titoli italiani, internazionali, non solo lui è un po' la punta forse, ma anche negli anni passati. Sì, diversi, 4 olimpionici, uno ha fatto 2 Olimpiadi, gli altri, insomma, abbiamo 5, perso il conto, che hanno partecipato alle Olimpiadi, allenati qui, non nati qui e poi andati altrove, perché tutti i nostri atleti hanno sempre cercato di rimanere qui e non andare altrove, perché mancano il supporto tecnico, perché mancano le condizioni ideali, o la palestra, o l'attrezzatura, o il tecnico. Hanno tutti preferito rimanere qua, sono andati proprio l'ultimo periodo, l'ultima settimana, gli ultimi 15 giorni, un po' meno Boer, essendo delle Fiamme Oro, l'hanno tenuto lì, ma sempre su e giù, insomma, ecco, così. Luigi Grando è tecnico di Mirko Zanni, tecnico federale dell'esercito e della pesistica Pordenone, che lo ha seguito proprio nella preparazione verso Tokyo. Insomma, che emozione è stata, e poi quali sono le doti principali di Mirko? Allora, le doti principali di Mirko sono naturalmente la componente genetica, quindi una grande predisposizione e un grande gradiente di forza, quindi uno degli atleti più forti che ho conosciuto, ma quello che lo contraddistingue dagli altri è il saper gestire questa forza. Lui ha saputo gestirsi sempre nella sua carriera fin da piccolo, soprattutto a livello infortuni, nella gestione dell'alimentazione, nella gestione del riposo, quindi questo fa la differenza quando una macchina è forte, una macchina è una cosa importante, la gestione dei tempi è fondamentale, e lui su questo sta diventando un maestro nella gestione di se stesso. Che gara è stata? Partita non bene, però finita alla grande.
Sì, non è partita bene, diciamo che il suo pezzo forte era lo strappo, quindi il primo esercizio, in cui in questo caso non è riuscito a esprimersi al massimo e quindi lì le ambizioni sembravano calate tutto d'un tratto. E lo slancio era iniziato altrettanto male e come nelle più belle storie ha deciso di risolvere tutto con l'ultima alzata, di andare su nell'ultima alzata, mettere il carico che serviva e andare oltre i propri limiti e regalarci questo bronzo. Ecco, grande festa qui alla pesistica dove avete seguito la gara, adesso aspettate che rientri per fargli una festa particolare, immagino. Certo, allora sicuramente sarà da fare una grande festa, da festeggiare con lui, con tutta la famiglia, con tutto l'ambiente di Pordenone che lo aspetta. Un grande ringraziamento va soprattutto allo staff di Roma, allo staff della federazione, allo staff dell'esercito che nell'ultimo anno qui hanno dato il massimo per portare Mirko in gara e per farlo trovare così pronto a questo grande evento. E ancora complimenti a Mirko Zanni. Cambiamo decisamente argomento. In Friuli Venezia Giulia in questi giorni è una vera e propria corsa alla farmacia per farsi rilasciare il Green Pass. Quotidianamente vengono rilasciati oltre 50 certificati che attestano l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. Il servizio, che è gratuito, si affianca ad altre prestazioni erogate dalle farmacie che confermano l'importanza del loro ruolo sul territorio. Oggi siamo andati alla farmacia comunale di Tavagnacco che in mattinata ha rilasciato una quarantina di certificati. Vediamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo alla farmacia comunale di Tavagnacco, sono con la direttrice Adriana Ligi. In questi giorni nelle farmacie di tutta la regione c'è una vera e propria corsa per farsi stampare il Green Pass. Addirittura a livello regionale si parla di farmacie che ne rilasciano anche oltre 50 al giorno. Bene, questa mattina, soltanto appunto nelle prime ore della giornata, qui alla farmacia comunale di Tavagnacco ne sono stati rilasciati oltre 40, una quarantina. Sì. E effettivamente chi viene a richiedere, perché lo chiedono? Per partire, per avere una sicurezza, per poter andare al ristorante, perché guardano avanti? Assolutamente sì, tutti questi motivi. Lo chiedono anche perché hanno sentito dire da più parti che in farmacia lo facciamo, intanto ce l'abbiamo. Che debbano partire, che debbano entrare anche solo in un bar o in un ristorante o qualsiasi bar, così loro sono tranquilli che ce l'hanno, perché a parte che i nostri clienti sono per la maggior parte delle persone anziane che non hanno dimestichezza con la tecnologia e quindi è più comodo avere il cartaceo e la stampa di questo documento. Molti non hanno ricevuto il messaggio e quindi il codice da poter mettere sull'app Immuni, l'app Io, eccetera, e quindi la richiedono a noi. E noi ne facciamo tantissimi, li rilasciamo, vengono qua anche con 2, 3, 4 tessere per tutta la famiglia. Il rilasciarlo ora è diventato molto agevole, veloce, perché abbiamo a disposizione un lettore in cui introduciamo la tessera e se volete ve lo faccio vedere. Sì, vediamo come funziona. Quindi questo è il lettore, lo introduciamo. Quindi qua c'è già la lettura della tessera con il codice fiscale, con il leggitessera. Adesso non me ne... Ecco, adesso confermo e mi rilascia il cartaceo che è in stampa ed è questo, allora lascia, e questo è il certificato. Se volete adesso ve lo vado a prendere e ve lo faccio vedere. Comunque c'è il QR code che può essere letto a un aeroporto, se i ristoratori si forniscono di un lettore di QR code, lo leggono e su questo c'è scritto che abbiamo fatto le quali vaccinazioni 2 su 2 e quando scade. Quindi questo è il Green Pass, qui ci sono le vaccinazioni eseguite, la certificazione da quanto è valida e questo è il QR code.
Il fatto di rilasciare il Green Pass vi crea problemi anche nelle code? Logicamente sì, perché ancora abbiamo l'afflusso limitato per proprio il discorso dell'assembramento e questo ci fa perdere un po' di tempo, anche perché le persone anziane ce l'hanno, non ce l'hanno la tessera, dobbiamo mettere i codici, dobbiamo stampare, quindi è un momento di blocco del lavoro normale. E comunque siete ben lieti di poterlo garantire? Ma siamo contenti perché noi siamo qua proprio per servire la gente, perché è un servizio e le persone vanno via contente e grate perché si sentono sicuri poi con questo Green Pass una volta ottenuto. Bene, ringraziamo la dottoressa Adriana Ligi qui dalla farmacia comunale di Tavagnacco. È tutto, restituisco la linea allo studio. E noi la diamo allo stacco pubblicitario, ci rivediamo subito dopo. Bentornati con A voi la linea, i giovani al centro dell'attenzione dell'Ente Friuli nel mondo. Ieri a Osopo si è svolta la convention annuale che ampio spazio ha dedicato alla cultura. Accorato appello dell'assessore regionale Barbara Zilli ad utilizzare la lingua friulana quotidianamente anche in casa e ad insegnarla ai più piccoli. Appuntamento al prossimo anno a Spilimbergo il 29 e 30 luglio per i 100 anni della Scuola dei Mosaicisti. Sentiamo. Pur continuando a mantenere viva la mission delle origini, che è quella di salvaguardare i valori identitari del popolo friulano, è sempre più rivolta alle giovani generazioni l'attenzione dell'Ente Friuli nel mondo, che non a caso ha intitolato Guardians Paldoman, Custodi per il futuro, la convention annuale ospitata ieri dal Teatro della Corte di Osopo. L'incontro è ripartito da dove ci si era lasciati l'anno scorso, con la pandemia che ancora una volta ha condizionato l'evento. Per dire la verità ci eravamo illusi, difatti abbiamo riproposto anche quest'anno la convention annuale degli immigrati friulani nel mondo di nuovo qua a Osopo, perché la comunità veramente ospitale, difatti abbiamo appena inaugurato una piazzetta all'emigrante e quindi una comunità che tanto ha dato all'immigrazione e quindi noi come Ente Friuli nel mondo volevamo proprio ridare e rifare la festa che questa comunità meritava. Come dicevo ci siamo illusi, però lo rifacciamo. Lo abbiamo rifatto un po' in presenza e un po' in rete e quest'anno abbiamo voluto dedicarlo alla cultura, uno dei settori che sicuramente è stato più trascurato, quello che è stato più ovviamente non ha potuto esprimere in questa fase particolare della pandemia l'espressione massima del nostro vivere, del nostro essere. Ecco il titolo proprio, Guardians Paldoman, questo è il titolo della convention di oggi, perché guardiani per il futuro, quindi noi come Ente Friuli nel mondo il nostro obiettivo è quello di salvaguardare i valori identitari e questa è la nostra mission, ma per chi? Per cosa? Per i nostri giovani, quindi ci sarà questa apertura del teatro, quindi come simbolo appunto dell'apertura della cultura rivolta verso il pubblico, presentando delle memorie filmiche rivisitate dell'immigrazione, rivisitate con le nuove tecnologie e poi un bellissimo concerto finale dei giovani del Conservatorio Statale di Musica diretto dalla professoressa Flavia Brunetto, che è anche vicepresidente dell'Ente Friuli nel mondo. Il prossimo anno ci troveremo a Spilimbergo per i 100 anni della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo e sicuramente lì faremo quella festa che tutti i friulani meritano. Posso dire che quest'anno abbiamo inaugurato ben 3 Focolars Furlans nel mondo, a Monaco, a Apóstoles in Argentina, a Nevada, Utah negli Stati Uniti, tutti diretti da Under 35 e ieri sera che ho potuto seguire il concerto che abbiamo fatto per le Olimpiadi di Tokyo, il presidente e il vicepresidente Ottavio Cristofori sono trentenni e questo Ottaviano Cristofori è la prima tromba dell'Orchestra Sinfonica del Giappone, l'unico occidentale e quindi questi friulani veramente anche in queste nuove patrie friulane veramente, cioè anche in Asia, questa è la nuova emigrazione, è un'emigrazione ormai professionale, questa mobilità diversa rispetto ai nostri immigrati, però i giovani ci sono e ci tengono le radici. Una volta si emigrava per necessità, adesso si emigra per opportunità.
ma come sempre è forte il legame di questi nostri corregionali con la madrepatria, con i suoi valori umani, con i valori della capacità del fare, con la speranza di poter in qualche modo portare questo Friuli in giro per il mondo. E così come molte volte gente che viene da altre parti si ferma in Friuli, se ne innamora e diventa ambasciatore del Friuli verso i loro paesi. Ecco, noi dobbiamo avere coscienza di questa forza che è il Friuli, di questi valori che è il Friuli e insieme ai nostri corregionali farne un moto di speranza per il futuro. Ma io credo che il valore di sei furlans dal passato, dal presente e dal domani e la custodia che appunto voi avete riguardato come esempi significativi di queste serate, avete di passare attraverso l'utilizzo da nostre lingue. O non i tabain furlan oppure i pierdarin duce che vin, i pierdarin l'identità, i pierdarin la storia, i pierdarin i sacrifici che hanno fatto i nonno, i genitori, io stessa e i suoi figli di emigranti che sono lasciati al mondo. Allora, che lingue furlane che non sia di sei di veipore, di tabaiale, magari non si la sa scrivere, magari non si la tabae ben, ma si ha di insegnare a chiase, si ha di tabaiale coi frus. Si ha di continuare a fare ciò che fa la regione in questo momento qui, cioè sostenere tutti i progetti che a voi l'importare in davanti la cognoscenza da lingue furlane, perché se no furlans non sarin. I sarin dome furlans che riguardano un alc che l'estate, ma non hanno la capacità di tramandarlo al domani. Ecco, se i furlans avevano consapevolezza dal gran popolo furlan, ma sapete tabaiare le nostre lingue, fasei-lo conduci senza vergogna perché è un valore. Grazie. Stringere un legame tra i giovani friulani che vivono in regione e quelli figli di emigranti che vivono in Argentina. È stata questa la missione di quest'anno di Vacancis in Ret, il laboratorio di lingua friulana organizzato dall'Ente Friuli nel Mondo per il Fogolar Furlan di Avellaneda. Che cos'è Vacancis in Ret? È la prosecuzione di un laboratorio di lingua, cultura, tradizioni e folklore friulano che mi è stato commissionato dall'Ente Friuli nel Mondo nel 2019 da svolgere in presenza al Centro Friulano di Avellaneda de Santa Fe in Argentina. È stato indirizzato a ragazzi e bambini, ma anche adulti del Centro Friulano di Avellaneda. Si è svolto in presenza nel 2019, ma ovviamente lo scorso anno non è stato possibile viaggiare, pertanto si è pensato di ovviare a questa situazione inventando un laboratorio in diretta streaming online attraverso una piattaforma che ha messo in collegamento più persone. Chi sono queste persone? Innanzitutto i ragazzi e i bambini protagonisti di questo laboratorio, me che sono stata la loro insegnante e le educatrici molto appassionate di lingua e di cultura friulane. Questo progetto nel 2019 mi è stato commissionato appunto dall'Ente Friuli nel Mondo che ha lanciato il progetto, un progetto che è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio di Volontariato, Lingue Minoritarie Corregionali all'Estero. Ma è stato svolto con il patrocinio della Società Filologica Friulana, dall'Arlef, Agenzie Regional Pelenghe Furlane, dal gruppo folcloristico di Pasian di Prato, del quale sono una componente attiva da 20 anni, e dall'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia. Perché si chiama Vacancis in Ret? Appunto, proprio perché mette in collegamento tutta una serie di persone tra di loro e in ret online. Un giorno l'educatrice Alejandra Fernandez ha chiesto ai suoi alunni argentini qual era la richiesta che volevano avanzare per la nuova edizione, per il nuovo percorso di insegnamento di lingua friulana. Una ragazza di nome Bianca ha chiesto se era possibile poter mettersi in collegamento con dei bambini o dei ragazzi friulani. Durante il mese di maggio si è attivata una squadra di ragazzi e di bambini che si sono messi a scrivere attraverso delle schede operative di grammatica che avevo predisposto per loro.
hanno iniziato a scrivere una lettera accompagnata da un disegno che li raffigurava, per poter instaurare una nuova amicizia, per creare appunto questa nuova rete di amicizie, di contatti, di legami che si spera possano durare nel tempo. Oggi si festeggia Sant'Anna e Gioachino, madre e padre della Madonna, ma la santa di cui tante donne portano il nome è stata festeggiata già ieri a Stolvizza in Varresia. Qui si è ripetuta anche l'antica tradizione del cambio dei camerari, coloro che raccolgono le offerte durante l'anno per sostenere la chiesa locale e renderla sempre più bella. Qual è la tradizione della festa di Sant'Anna e in generale della Cameranza? La Cameranza è una istituzione, diciamo così, un gruppo di persone che si impegna a fare il giro del paese per 5 uscite, diciamo così, va di casa in casa e in pratica raccoglie denaro, insomma, denaro che poi serve a mantenere la Chiesa. La Chiesa ha bisogno di essere mantenuta in tutte le sue forme. 5 uscite appunto che si va di casa in casa, più 3 ci si reca solo nei locali pubblici, ci si è lì presenti con la cesta e chi desidera può mettere qualcosa dentro. A Sant'Anna appunto c'è il rendiconto e il cambio della cameranza, perché appunto i camerari fanno servizio per un anno e allora come oggi appunto si fa il rendiconto dell'anno passato e più si consegna la cesta ai nuovi camerari e si ripete il giro, insomma. C'è anche una tradizione legata al tabacco. In cambio di ciò che gli stolvizzani, i parrocchiani sotto forma di soldi lasciano al cameraro, il cameraro offre a loro del tabacco, insomma così, perché anticamente il tabacco era molto usato, il tabacco da fiuto, insomma, sia per i maschi sia per le femmine, e questo è ancora rimasto. Adesso mi sembra che si usa un po' meno, però una volta era molto gradito, insomma. Con una tradizione che si tramanda da quanto tempo qui a Stolvizza? E da quanto tempo? Probabilmente da sempre, solo che negli anni si è, come dire, aggiunto qualcosa. Adesso per esempio i camerari non fanno più gli stavoli. Una volta c'erano gli stavoli da girare tutti, insomma, perché il cameraro aveva il dovere di girare tutti, dunque era un lavoro, un sacrificio, un impegno non indifferente. Adesso siamo tutti qua, tutti in paese, pertanto è molto più comodo. Denaro che poi serve a mantenere la Chiesa. La Chiesa ha bisogno di essere mantenuta in tutte le sue forme. La Chiesa è nata dopo che un diluvio nel 1740 grosso modo ha portato via la Chiesa, la prima Chiesa. La prima Chiesa si trovava all'inizio del paese. E dopo è stata costruita qua la nuova Chiesa, è stata consacrata nel 1765 e appunto dedicata a San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo che era comandatario dell'abbazia di Moggio, probabilmente è passato da queste parti. Ci sono stati altri 3 ampliamenti e fino ad inglobare il campanile, perché il campanile inizialmente era staccato dalla chiesa. Si decora la croce appunto in queste feste, anche perché oggi pomeriggio ci sarà la processione e si decorano con questi nastri colorati e un giro di fiori, insomma, alla base. Grazie di averci seguito, per oggi è tutto, buon pomeriggio.